Due ragazzi formidabili, che dire, molto amici nel lavoro, molto amici nella vita, e questa passione che li accomunava, quella di andare a scalare. Anche erano due alpinisti di grandissimo livello, tra l'altro, importanti anche qui all'interno dell'azienda come ruolo. Quindi siamo rimasti scioccati, non abbiamo parole. Non ci sono parole per commentare la tragedia che si è consumata ieri sulla Marmolada, dove hanno trovato la morte Francesco Favilli, 44 anni, da 8 brand manager di scarpa, e Filippo Zanin, 36 anni, da 6 responsabile della sezione sport marketing dell'azienda di Casella d'Asolo. Due colleghi gentilissimi e attaccati al loro lavoro, alla loro passione, tutto là. E poi attaccati anche alla montagna, visto che sono andati ad arrampicare assieme in una giornata che hanno scelto di ferie. La giornata era bellissima. E probabilmente avevo visto anche il meteo perché domani dava brutto, quindi avevano scelto questa giornata e purtroppo. Due persone speciali, sottolinea anche l'amministratore delegato, che applicavano ai prodotti la passione che avevano per la montagna. Un amore per le scalate, per la natura incontaminata, sempre mediato dall'esperienza incordata che aveva portato Favilli a scalare vette ben più difficili rispetto alle Dolomiti. Una per tutte, raccontano i colleghi, la spedizione di quest'estate in Sudafrica. Anche Filippo Zanin condivideva l'amore per la montagna e le scalate in parete e ieri, approfittando degli ultimi giorni con solo il bel tempo della stagione, avevano preso ferie da trascorrere in cordata. Poi la mancata comunicazione di Zanin con la moglie, l'allarme al soccorso alpino, l'elicottero che si alza questa mattina alle 4:30 e il recupero delle salme subito dopo. Immediata la mobilitazione dell'azienda con i titolari Sando e Cristina Parisotto che si sono recati subito a Rocca Pietore, seguiti qualche ora dopo dalla dirigenza e dai colleghi dei due scalatori, dimostrando da subito che le due famiglie non saranno lasciate da sole. Andiamo su a Rocca Pietore dove c'è, ovviamente hanno portato i corpi questa mattina quando li hanno trovati e adesso ci stiamo muovendo rapidamente, purtroppo lasciano figli e delle famiglie. Quindi.